amici di animeclinic.it, oggi siamo a Rubio Borghese, nella palestra Orient Fitness, che è presente con un stand alla Japan Center all'Economist.it. Parliamo di kendo. Allora, ci illustri un po' questi sport. Allora, il kendo innanzitutto non è uno sport, è una disciplina, è diciamo, la disciplina per eccellenza giapponese, l'uso della spada giapponese riportato in forma sportiva, mantenendo quelle che sono tutte le regole, quindi tutto il rispetto che c'è per la È una disciplina che si può iniziare a qualsiasi età. Io ho iniziato a 10 anni a fare kendo, però in Giappone nei miei 4-5 anni già iniziano a fare kendo, quindi hanno un percorso sicuramente. Ma è una disciplina per ambo i sessi? Ambo i sessi, sì. Sì, noi abbiamo anche nel nord abbiamo 10 ragazzi che fanno senza problemi, anche perché nonostante ci sia il contatto viene sempre, è un contatto diciamo dove c'è tecnici, quindi raccontiamo e non raccontiamo Quali sono le mosse? le mosse diciamo principali del kendo. Abbiamo il tene che sarebbe quello in testa, il kote che è il colpo al polso, il do che è il colpo all'addome e lo ski che è il colpo all'addome. Invece la spada che viene utilizzata, La spada si chiama Shikai, sarebbe l'insieme di 4 parti, diciamo, che ricava appunto la katana giapponese. quindi no, l'ultima cosa, quindi la palestra vostra? La palestra è a Granina, in Umberto, diciamo che è un dono, non è una vera e propria palestra. Noi da 20 anni di kendo fa katana e questa qua è stata un'ottima propaganda per la nostra disciplina, per farla conoscere al pubblico canadese. Ultimissima domanda, ci sono dei campionati nazionali? Abbiamo dei campionati nazionali, abbiamo gli europei, abbiamo i mondiali, di tutto. Benissimo, allora augurando che molti utenti vogliano iscriversi alla palestra di Kendo,